prova, prova. Perché io? Io non ci voglio, dai, no. Marino, non parlare. È in arrivo. Vai, via, 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 via. Po, 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 po. Dai. Ehi, Anne, po, 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 via. E allora? Sono andati a casa. Mio fratello è andato a casa. No, ma adesso torno. Leonardo è andato via che l'ho visto. Ma l'hanno alzato? No, no, beh, non fa quello che può. Non fa quello che può. Mattia, op, op, op. Vai, Umi, via, 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 via. Po, po, po.
Siamo ormai in azione con la seconda manche del 44esimo trofeo Città di Sacile, gara nazionale al momento in azione con i ragazzi della categoria cadetti, età fino a 14 anni. Conclude ora al Faccio Thomas del Canoa Club Vastagna. Nel frattempo con il numero 12 sul percorso di gara Pontarolo Edoardo del Canoa Club Kayak Vastagna, sempre alla porta in risalita numero 16. Seconda manche per loro, conclusiva della gara odierna. Ieri la prima fase di gara dedicata agli atleti più maturi, più adulti, dai 18 anni in su. Oggi la gara riservata al settore giovanile, dagli 8 ai 16 anni. Seconda manche per loro, per cui sicuramente la voglia di recuperare se sono stati fatti errori nella prima manche. I ragazzi di queste categorie si conoscono benissimo, sanno le capacità di ognuno, per cui cercano sempre di dare il massimo durante il percorso di gara. Dai, dai, up, up, up. Via, 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 up, up, Come up, per up. ieri, anche oggi la parte finale, nuovo percorso Vai largo, oggi, vai largo. ma la parte finale comunque presenta le difficoltà forse maggiori, proprio quando si è più stanchi, e bisogna evitare tocchi con le paline perché comportano 2 secondi di penalizzazione sul tempo per ogni tocco. Al traguardo intanto con il pettorale 13 Malassano Edoardo del Granda Canoa Club. Granda Canoa Club che proviene da Cuneo. Non molto tempo fa eravamo da loro per l'organizzazione della loro prima gara di slalom. Distanza importante coperta da Cuneo a Sacile per loro, che conosciamo bene in senso inverso. Intanto verso il traguardo col numero 14 Jerick Leonard del Canoa Club Kayak Vastagna, e sul percorso di gara abbiamo intanto la prima delle ragazze della categoria cadette B, sempre in canadese monoposto, Benetti Beatrice del Canoa Club Sacile, che si cimenta anche nella canadese monoposto. Non è la sua disciplina preferita, preferisce il kayak, però si diverte molto, mi dice, su questo tipo di imbarcazione in cui si sta in ginocchio all'interno e si utilizza una pala singola per la propulsione per avanzare col kayak. Per cui più tardi la rivedremo anche nella sua categoria, quella del kayak. Beatrice è seguita da Loce Sofia del Livrea Canoa Club. Manche conclusiva per questi atleti, seconda manche, verrà scelta la migliore delle 2 manche per stilare la classifica, ma anche competizione conclusiva della stagione agonistica dello slalom in Italia. Infatti oggi premieremo anche le società che avranno acquisito il miglior punteggio, le società campioni d'Italia. Conclude intanto Beatrice momentaneamente al primo posto. Ricordo che vediamo i tempi di gara, ma mancano le eventuali penalità commesse durante il percorso. Per cui bisognerà aspettare la pubblicazione dei risultati, compresi di penalità, per avere la classifica reale. Intanto anche Loce Sofia va a affrontare le combinazioni, le ultime combinazioni del percorso, dalla porta 16 in poi. 2 risalite, 16-17,
che richiedono comunque ancora energia ai ragazzi, anche se arriveranno sicuramente stanchi dopo un minuto di gara. Conclude al secondo posto provvisorio Loce Sofia, che è seguita da Pettorale 17, Bagnani Diana del Canoalmium Club Subiaco. Prima di questi ragazzi abbiamo avuto la gara dedicata alla paracanoa, 2 manche per i ragazzi della paracanoa, percorso impegnativo per loro, ma tutti i ragazzi sono riusciti a portare a termine il loro percorso e più tardi nel pomeriggio provvederemo alla premiazione della gara della paracanoa. Intanto Bagnani sta per oltrepassare l'ultima porta, la passa e si avvia al traguardo. Vedremo intanto la sua posizione in classifica quantomeno provvisoria. Terzo posto per Bagnani. Per Bagnani Bianca. Intanto con il Pettorale 18, il primo dei maschietti per la categoria cadetti A, Peretto Edoardo dell'Ivrea Canoa Club. Quarantaquattresima edizione questa del trofeo Città di Sacile, gare, 2 giorni di gare, 4 eventi distinti organizzati dal Canoa Club Sacile con il patrocinio del Comune di Sacile e il supporto della Regione Friuli Venezia Giulia, che ci permette di ospitare al meglio i numerosissimi atleti presenti e i loro accompagnatori. Al traguardo intanto Edoardo dell'Ivrea Canoa Club taglia ora il traguardo, al momento è il secondo tempo il suo. Con il Pettorale 20, Fraton Etienne del Canoa Club Kayak Bastagna, seconda risalita, esegue bene, attento a non toccare le paline, molta attenzione con la sua canadese. I ragazzi sono in ginocchio all'interno, hanno un piccolo sedile che gli aiuta a sostenere, a non gravare troppo sulle gambe. Intanto Ballurio Carlo dell'Ivrea Canoa Club stringe l'uscita alla 15, cerca di mantenere la velocità. Adesso vedremo la combinazione finale. Risolve bene la 16 Carlo. Trova lo spazio per la 17 e si avvia anche lui verso la fine del percorso.
Già sul percorso intanto Pacciatti Giacomo della Canottieri Comunale Firenze. Valurio nel frattempo stabilisce il primo tempo, ricordo sempre che è provvisorio, dato che ancora non sono state sommate le penalità, è proprio il puro tempo di gara rilevato dai cronometristi della sezione di Pordenone. Lungo percorso abbiamo distribuiti anche i giudici della Federazione Italiana Canoa Kayak che controllano la corretta esecuzione dei passaggi e segnalano le eventuali penalità in cui possono incorrere gli atleti. Giacomo della Canottieri Comunali sulla parte centrale del percorso. Nel frattempo categoria cadetti A, (12 anni circa per questi ragazzi). Probabilmente molti di loro sono alle prime esperienze agonistiche, specie in questa specialità della canadese. Da avere pazienza, da loro il tempo di crescere tecnicamente. Giacomo incorre in una penalità ma risolve bene, è seguito da Cortese Lorenzo del Canoa Club Kayak Vastagna. Lorenzo dimostra una ottima sicurezza tra le porte, ultimo scatto finale e infatti stabilisce il primo tempo della categoria cadetti A. Poi verificheremo non appena il servizio di cronometraggio avrà assemblato tempo e penalità. In gara ora Laureti Ginevra del Canonium Club Subiaco. Subiaco, ricordo che ha fatto un viaggio non da poco, partiti da Subiaco, è una bellissima cittadina vicino a Roma. E nel viaggio lungo Sicilia hanno trovato vari problemi in autostrada e hanno dovuto allungare ancora ulteriormente il percorso. Laureti Ginevra si avvia adesso al traguardo per la categoria cadette A e subito dietro di lei abbiamo il primo dei giovani della categoria allievi B, età compresa tra i 10 e i 12 anni, con Figueroa Davide del Canonium Club Subiaco. Questa mattina ci ha colto un tempo un po' fastidioso con un sacco di pioggia, ma siamo riusciti a rispettare comunque i tempi di gara, a mettere in funzione tutte le strumentazioni elettroniche per la rilevazione dei tempi. Il livello del fiume si è leggermente alzato di diversi centimetri, ma questo è stato un cambiamento ancora contenuto e ha permesso comunque il regolare svolgimento della gara. Per fortuna poi il tempo è migliorato e ci permette di asciugarsi un pochettino da tutta l'acqua presa questa mattina. Ieri l'altro campionato italiano della paracanoa, della discesa sprint, e subito dopo nel pomeriggio la gara nazionale di canoa slalom aperta a tutte le categorie, compresa quella della paracanoa. Intanto con il 25 il primo allievo Figueroa Davide del Canonium Club affronta la combinazione finale. Ora la porta 17,
trova lo spazio per percorrerla, le porte dritte, quelle con le palline bianche e verdi, riesce a superarle indenne tutte quante e va al traguardo. Colella Zeno intanto del Canoa Club Milano alla porta 20, conclude la sua seconda manche e la fatica per oggi. Al momento ha stabilito il primo tempo, poi verificheremo. Sulle ultime porte intanto Ferrero Simone del Granda Canoa Club. Granda Canoa Club perché la provincia di Cuneo è considerata la più grande d'Italia, per cui definita la Granda, da cui gli amici del Granda Canoa hanno scelto il nome per definire la loro società come Granda Canoa. Con il 28 alla porta 16 Giacchino Jacopo dell'Ivrea Canoa Club, risolve bene i passaggi 16-17, buona padronanza del mezzo per Jacopo che va a tagliare ora il traguardo, infatti stabilisce il primo tempo di manche. Ora abbiamo Rocco Colella del Canoa Club Milano, sulla combinazione centrale 13, 14 e 15, 15 in risalita, sceglie la soluzione con uscita a rotazione completa, altri ragazzi escono dal lato sinistro della porta, il nostro sinistro, per cui porta S. Ognuno dei ragazzi interpreta a modo suo il percorso di gara, cercando sempre la soluzione più adatta a lui e più veloce possibile. Rocco alla porta 17, si crea lo spazio per passare e non tocca nessuna pallina. Va ora al traguardo Rocco, mentre abbiamo sul campo gara Mazzoli Michele del Canoa Club Bologna.
Beata Pietro intanto alle prese con la risalita numero 15, ora va a affrontare il passaggio 16-17, ragazzo anche questo molto giovane, molto attento, conosce bene le difficoltà di questa combinazione. Non cambia di mano, mantiene il lato destro di pagaiata. Purtroppo commette un errore andando a toccare la porta 17, comunque completa il passaggio. Sicuramente i giudici avranno rilevato l'errore, gli assegneranno una penalità da aggiungere al tempo di gara. Comunque complimenti a Pietro per la volontà di fare tutti i passaggi, conclude così la sua gara e abbiamo alla combinazione finale Cittadini in Alan del Canoa Club Verona. Passa ora a Portaventi, va verso il traguardo, seguito da vicino in gara. Ora le ragazze della categoria Lieve B sul percorso De Souki Giorgia del Canoanium Club Subiaco. Taglia ora il traguardo Giorgia con il secondo tempo di manche. Alverini Cecilia ora, sempre del Canoanium Club Subiaco, alle combinazioni finali. Buono per Cecilia il passaggio nelle due risalite, anche per lei ultimo passaggio e ora tempo di gara. Nel frattempo in arrivo Brieda Sveva del Canoa Club Sacile. Cecilia il secondo tempo di manche per ora.
Ecco Sveva al passaggio numero 15, buona la rotazione, anche per Sveva non è la disciplina preferita questa, lei preferisce il kayak o quantomeno riesce a essere più precisa con il kayak. Buono passaggio alla 16, ora 17, cambio di mano per lavorare meglio in corrente con la pala a valle. Evita il più possibile penalità, giustamente salta una porta perché si diverte. A risalire, ma riesce a recuperarla. Infatti taglia il traguardo con il terzo tempo, il passaggio errato nella porta e doverlo risalire gli è costato diversi secondi. Con il pettorale 38, Prelle Stefania dell'Ivrea Canoa Club. Alla porta in risalita numero 15, anche per lei rotazione completa in uscita. Combinazione 16-17 per Stefania, ora vedremo come risolve. In sicurezza si prende un po' di spazio dietro al 17. Vedremo il suo tempo di manche rispetto alle altre avversarie che hanno preceduta. Quinto tempo di manche. Nel frattempo è già al traguardo Figueroa Sofia del Canoanium Club Subiaco, terzo tempo di gara per lei. E sul percorso Bagnani Diana del Canoanium Club Subiaco, la vediamo decisa tra le porte dritte, taglia più possibile lo spazio d'entrata alla 15, dopo di lei cambio di categoria, entriamo nella categoria Master, ossia i diversamente giovani, over 35 anni. Grande la passione per loro, per essere sempre presenti sui campi di gara, e li ritroviamo a Sacile. Intanto Diana supera la combinazione delle due risalite, ultima porta, sembra una buona manche la sua, vedremo il tempo finale di manche dove la porterà. Quarto posto per Bagnani Diana del Canoanium Club Subiaco. Già nella parte centrale Canton Luciano del Canoa Club Padova Limena, categoria Master F. Agata porta 16, 17.
18, cos'è? Agata la 18. Ha concluso la sua gara intanto l'Os Alessandro del Canoa Club Sacile. Ora sul percorso gara che conclude Sara Marco del CUS Milano. Al momento per lui primo tempo di manche. Primo piano per Simone, soccorritore, probabilmente sta seguendo la diretta video su YouTube proposta da Streaming Sport, che sta seguendo tutto il percorso di gara, e le cui immagini le vediamo sul mega schermo. Nel frattempo in gara Vertuan Giovanni dello Sport Club Brescia Liberaventura con il pettorale numero 46. Giovanni ora alla porta in risalita numero 15. Vediamo sullo sfondo intanto l'arrivo di Zanchetta Andrea del Canoa Club Sacile, probabilmente un po' più veloce di Giovanni, lo sta avvicinando. Adesso vedremo Giovanni se viene raggiunto o meno.
c'è ancora un po' di spazio tra di loro. Anche Giovanni è in corso nella penalità alla porta 18. Giustamente Giovanni si tiene un po' in disparte, lascia spazio al passaggio di Andrea. Come da regolamento, chi viene raggiunto sul percorso gara deve lasciare spazio a chi è più veloce, non ostacolarlo. Ma Andrea intanto va a concludere la sua manche, taglia il traguardo, seguito da Giovanni. Che termina anche lui la sua prova. In gara ora la categoria ragazzi, età compresa tra i 14 e i 16 anni. Ragazzi che ormai sono molto veloci in canoa, hanno pieno controllo del mezzo. Infatti abbiamo Borini Giuseppe che taglia ora il traguardo, Giuseppe del CUS Milano, al momento 1.39 il suo tempo, decisamente più veloce dei master della categoria precedente. Nel frattempo abbiamo Molinari Andrea, sempre del CUS Milano, passaggio molto stretto alla porta numero 14, sempre nel tentativo di abbreviare le linee di percorso, incorre in qualche tocco però con la voglia di stringere il più possibile, di passare vicino alle paline diventa anche più rischioso, si va ad aumentare la possibilità di contatti. Infatti con la sua politica di stringere è veloce, 1.36 il suo tempo, al momento miglior tempo di manche, ma vedremo nel proseguo della gara se questo tempo verrà confermato oppure le penalità, di cui un paio le abbiamo viste qui in diretta, lo potranno far retrocedere dalla posizione raggiunta. Seconda manche questa, manche conclusiva della gara di oggi per i ragazzi che sono sul percorso.
categoria ragazzi, età compresa tra i 14 e i 16 anni. Cobianchi Matteo nel frattempo al passaggio numero 16, Matteo del Canoa Club Bologna, 16-17, forse un tocco, riesce comunque a passare, purtroppo incorre un'altra penalizzazione, ogni tocco gli aggiungerà 2 secondi al percorso di gara. Conclude comunque intanto al quinto tempo con il tempo di manche. Porrino Pietro intanto dell'Ivrea Canoa Club al passaggio 17, anche per lui uscita troppo stretta. E paga una penalità. Nuovo percorso quello di oggi rispetto alla gara di ieri, reso forse leggermente più filante, un pochettino più facile data l'età dei ragazzi in gara, molto più giovani rispetto a ieri gara dedicata alla categoria junior con età tra i 16 e i 18 e la categoria senior, la massima categoria, oggi categoria giovanile. Questa mattina ci ha colto una pioggia intensa, siamo riusciti a far partire la gara, comunque in tempi giusti, in orario. Gli apripista questa mattina alle 8:30, purtroppo ci è mancato Mattia, che da tempo si era prenotato per fare l'apripista oggi, ma un disguido familiare in casa lo ha fatto ritardare eccessivamente e non è riuscito a prendere il via alle 8:30 con gli apripista. Mattia, non ti preoccupare, il prossimo anno ci riproveremo. Sono 2 anni che devi fare l'apripista e purtroppo per incidenti vari non riesci a venire, e il prossimo anno mi dicono che non potrai fare l'apripista perché dovrai fare la gara. Grazie comunque Mattia. Nel frattempo abbiamo Ravanello Elia del Canoa Club Sicilia alla porta 16. Si allena qui a Sacile, per cui conosce sicuramente il movimento dell'acqua, infatti incorre una penalità nell'ultima porta, un classico. Ravanello Elia, Canoa Club Sacile, al momento si piazza al 6° posto come tempo di manche, ma ho visto almeno una penalizzazione, per cui anche questo tempo andrà modificato. Lombardo Luciano dello Sport Club Brescia Libera Avventura, alla porta 17, trova i giusti spazi, inavvertitamente vedo che ha toccato una pallina con la pagaia, forse non se n'è neanche accorto. Al momento comunque buona la sua prestazione come tempo di gara per questa manche, come primo tempo. Emil Meyer del Canoa Club Bologna si avvia ora alle combinazioni finali. Che ieri hanno causato tanti problemi anche ai ragazzi più esperti.
Emil del Canoa Club Bologna conclude ora la sua gara, momentaneamente in prima posizione per il tempo di manche. Arriva nella parte centrale nel frattempo Bassanino Andrea, Michele dell'Ivrea Canoa Club. Andrea intanto dell'Ivrea Canoa Club alla combinazione 16-17, le 3 ditte successive, 3 porte in discesa. Secondo tempo di manche, non abbiamo rilevato penalità in questo tratto di fiume, non abbiamo visto quantomeno. Molto veloce De Santi Liam, purtroppo nel tentativo di tagliare anche lui il più possibile il percorso alla risalita incorre in un tocco di palina. Molto bene invece la successiva risalita con numero 15. Ora vedremo Liam dello Sport Club Liberaventura come risolve il passaggio al numero 17, passa sotto la palina con il collo, passaggio regolare. Sicuramente lo aiuterà a ridurre il tempo di gara. Taglia ora il traguardo Liam con il secondo tempo di manche. Mencarelli Lorenzo del Canoa Club Bologna, anche lui nel tentativo di tagliare decisamente la porta si accorge di aver commesso un errore, per cui rimedia, rifà il passaggio, recupera la porta, avrà perso sicuramente qualcosina nel tempo ma non incorre in penalizzazioni. Rapido passaggio alla porta numero 17 per Lorenzo. Seguito da vicino dal concorrente successivo. Primo tempo provvisorio di manche intanto per Lorenzo. Arriva subito anche lui molto veloce Crestani Jacopo del Canoa Club Kayak Valstagna. Anche questo è un ottimo pagaiatore, si allena sulle acque del Brenta, a Vastagna in Valsugana, a una quindicina di chilometri da Bassano, dove il fiume presenta delle importanti difficoltà, ma per i ragazzi che hanno capacità come Jacopo diventa un divertimento. Taglia il traguardo, prevedo una prima posizione, vediamo infatti il primo tempo per Crestani Jacopo del Canoa Club Kayak Vastagna. È seguito poi dal compagno di società Signori Davide, che sicuramente non vorrà essere da meno di Jacopo. Dimostra infatti sulla parte centrale un ottimo controllo dell'imbarcazione. Rotazione strettissima alla risalita numero 15. Colpo secco alla 16, riesce a uscirne velocemente. Purtroppo da quello che possiamo vedere incorre una penalizzazione alla porta 17. Pur essendo veloce vedremo comunque il suo tempo rispetto a quello di Jacopo
Davide taglia il traguardo con il primo tempo di manche, ottimo tempo, 1,25, però sarà a tener conto delle penalizzazioni in cui è in corso lungo il percorso. Ora in gara Veggi Gregorio della Canottieri Comunali Firenze. Sostenuto da Riva dai compagni di squadra. Seconda manche per questi ragazzi, hanno già eseguito una discesa del fiume con la prima manche, per cui conoscono i passaggi, le insidie della corrente e cercano certamente di migliorare il più possibile la propria prestazione. Infatti ottimo il lavoro di Gregorio della Comunali Firenze e riesce a piazzarsi al primo posto con il tempo di manche, sempre di tipo provvisorio, perché dobbiamo attendere la comunicazione delle penalizzazioni eventuali. In gara ora Costa Elias del Canoa Club Kayak Vastagna. Cerca lo spazio al passaggio numero 17, lo trova, non tocca porte, non tocca le paline, spinge per la parte finale. Secondo tempo per lui, comunque ottima prova. Adesso sarà da vedere con il discorso penalità chi effettivamente manterrà intatto il tempo di gara senza dover sommarci penalizzazioni. Mariam Zariate dell'Ivrea Canoa Club sulle porte finali. Riesce a recuperare l'ultimo passaggio, anche se incorre una penalità, ma almeno non incorre nella penalizzazione maggiore del salto di porta. Borile Lena dello Sport Club Merano. Lena controlla bene il kayak nelle prime porte della combinazione finale, purtroppo incorre una penalità proprio l'ultima porta.
Trascaroli Maddalena del Canoa Club Bologna. Buona la sua abilità tra le porte finali, vedremo il tempo di manche, perlomeno secondo tempo di manche. In questa parte non abbiamo visto possibili penalità. Maddalena è seguita da Buffo Francesca del Livrea Canoa Club. Buona la sua rotazione alla porta numero 16. Vedremo ora 17 e poi la combinazione di dritte che l'aspettano in corrente. Spinge bene il kayak, non tocca nessuna palina. Vedremo il tempo di gara, infatti prima posizione provvisoria per lei. Taglia ora il traguardo Montaldo Elisa, primo tempo di gara per lei. Ma però io che sono io di 40 anni, di 70 anni. Sì, l'ero detto. Dei segni, lui era adesso Probabilmente mi ha fatto anche qualche, no, mi ha fatto qualche gara, attività insieme. sì, l'attività che lui era giovane e così via. Sì, era ancora unita, giovane, deve ancora diventare un campione. Sì, comunque. L'importante è l'aver fatto, però è passato tanti anni. Bene, salute. Via, pop, 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 pop. Prosegue intanto la gara della categoria ragazze, dei kayak ragazze, con Didone Anna del Canoa Club Kayak Valstagna. Didone Anna del Canoa Club Kayak Valstagna alla risalita numero 15. Via, pop, 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 pop. Vai a me, via, pop, pop, pop.
Anna Didonè al traguardo, sembrerebbe buona la sua manche. Quinto tempo di gara. Posizione provvisoria al momento. Alcune di quelle che le stanno davanti sono in corso sicuramente in penalizzazioni, per cui sarà da verificare alla fine la sua reale posizione. Nel frattempo Fraton Amélie del Canoa Club Kayak Bastagna Amélie ora al traguardo, vedremo il suo tempo di gara. Quarto tempo di gara per Amélie. Si è conclusa con Amélie la categoria ragazze, passiamo ora alla categoria cadetti B. (13-14 anni la loro età). Conclude la sua gara Fortunato Edoardo. Aspetta un attimo Ilaria che ho da fare. Chiamami però. Allora, inizia a fare a fine tutti.
causa confusione. Tecnicamente stai caricato aperto, quindi è legittimo aver avuto confusione e certo. Ma solo perché sei più del vero. No, ma No, non dai. no, a me dispiace perché cazzo, no, una cosa parlando, magari una porta in più, sotto parte una Guarda che già fatta la 15 e la 18, Cioè ti verrà vita il numero 18? Ti verrà vita il numero, ti saprà dove venire le porte, cazzo, come fa a tornare a fare la 18? Tu no? Ma vai, mona, non fa io di mona. La 18 va a fare. Ti verrà sì, se non diretto la 18 deve segnare dove era la 16. Ah, va là, che sei in canotto, comunque per bene sì, la via di Mona. Sì, ti ripaga la gara. Ti fai gli agonisti, ragazzi. Si va a fare la 18. Buona, giù, via adesso, dai adesso. Seconda manche e te va di là a fare il ricordo perché è verda. Perché è strano non devi passare anche al traguardo allora. Viva lì per resto, non vita niente nessuno. Viva lì cosa che combina. Vabbè, pagare in più questo serve. Ah, Fanno un percorso in più. ma mi stai pagando che puoi fare anche 2 macchine, non è un problema. Sì, dopo puoi spiegare del perché fare titolo. Ah sì, a me farò un commento cosciente che rifà la mancia. Va un po' indietro, cara. Con l'81 Mulassano Edoardo del Granda Canoa Club alla combinazione finale. Non so per che motivo. Taglia ora il traguardo Edoardo Mulassano con quarto tempo di manche. Sulla parte centrale intanto Vicentini Jacopo dello Sport Club Merano, sezione canoa. Molto stretto il passaggio della 17, risolve bene senza toccare. Vedremo se le sue scelte lo premiano. Jacopo conclude la sua gara al secondo posto come tempo di mass, buona la sua prestazione.
In gara intanto Cionin Simone dell'Ivrea Canoa Club. Probabilmente al primo anno nella categoria, ragazzo ancora giovane questo. Simone al passaggio numero 16, leggermente lungo la 17, però vediamo se riesce a non toccare. Infatti passa indenne le ultime porte e si avvia al traguardo. Tutto sommato una buona prestazione per Simone, vedremo adesso col tempo finale, nona posizione come prima manche. Pontarolo Edoardo nel frattempo conclude la gara in prima posizione. Pontarolo Edoardo del Canoa Club Kayak Vastagna, seguito dal suo compagno di squadra Massignan Umberto, che adesso è alla parte centrale delle porte. 13-14, 15 risalita ora. Forse Umberto stringe un po' troppo l'entrata alla risalita, alla 17. Si riprende bene, poi taglia il traguardo con il quinto tempo di gara. Con l'86 intanto Maffei Joy dell'Ivrea Canoa Club. Nel frattempo il sole si compensa dalla pioggia di questa mattina. Joy intanto dell'Ivrea Canoa Club si avvia alla porta numero 16. Rotazione un po' lunga, prudenza, non tocca, non commette penalità, non tocca le paline. Buona l'entrata alla 17, anche l'uscita. Vediamo adesso nelle 3 sfasate finali. Riesce a evitare tocchi e va al traguardo Joy e conclude la sua gara in 10ª posizione. Ottimo lavoro, dimentica anche la pagaia appesa al cancello d'arrivo. Dovranno intervenire probabilmente i ragazzi del soccorso, sia per mettere in sicurezza Joy succedono cose che noi umani non ci potremmo neanche immaginare. Intervenuti i ragazzi del soccorso per rimuovere la pagaia. Intanto è transitato anche Brunetta Francesco del Canoa Club Kayak Vastagna. E passiamo alla categoria Cadette B, Kayak Cadette B, con la prima concorrente Bagnani Bianca del Canoanium Club Subiaco.
Bianca Bagnani, buona la sua velocità. Prima concorrente della categoria cadette B, seconda manche per lei, seconda manche conclusiva, taglia ora il traguardo, primo che chiaramente come prima concorrente ha il primo tempo di manche, 1:51, ricorda Benetti Beatrice del Canoa Club Sacile, reduce da un'ottima prestazione nella prima manche, vedremo ora cosa riuscirà a fare. Beatrice alla porta numero 16 in questo momento, gira molto vicino alla pallina per non far troppa strada, evita i tocchi con la porta finale, chiude la sua gara con il primo tempo di manche. Non pare molto soddisfatta da ciò che ha fatto, però valuteremo. Loce Sofia in gara, Loce Sofia dell'Ivrea Canoa Club, alla porta numero 12. Hai mandato una classifica della prima manche? No, grazie. Ma quelle 10.000 legati, non so, che non vengo 3, ma non so mio bonde trovarla. Sofia alla porta numero 16 in risalita, 17, combinazione che ha costretto a penalità molti atleti, sia maschietti che ragazze. Così ci sono? Taglia ora il traguardo Sofia con il secondo tempo. Con il pettorale 91, Peclaner Rosa dello Sport Club Merano. No, è che vuole vedere fare il confronto, no, tra la seconda e manche, prima manche. Rosa la combinazione finale, Rosa dello Sport Club Merano. Molta attenzione per lei, tra le 3 dritte sfasate finali, passa infatti indenne, non ha tocchi, non ha penalizzazioni, chiude la sua gara con il quarto tempo di manche. Fare una manche in più è un'idea amorosa. Taglia il traguardo Salmoiraghi Olivia della Canottieri Comunali Firenze con il quinto tempo di manche. Cambio di categoria, ora siamo fra i maschietti con i cadetti A, Ballurio Carlo dell'Ivrea Canoa Club
il primo cadetto in gara. Però bisognerebbe protestare quando fai il penalità e non te la danno anche. Non l'ho visto. Mi dispiace, proprio sportivamente. Sì, proprio, sì, però non l'ho vista e l'ho non vista so cosa proprio di dire. cuore, avessi visto. Pontarollo Edoardo, ora in gara Maffei Doi di Livrea Canoa Club. I ragazzi, seconda maschia, conclude anche la loro gara di oggi del 44esimo trofeo Città di Sacile. Via. Con il 96 Genta Alex del Livrea Canoa Club. Terzo tempo di manche per Alex. In acqua Fraton Etienne del Canoa Club Kayak Valstagna. Prepara bene il passaggio numero 16, forse è un po' lungo alla 17. Gli scappa un attimo il fianco tra la 19 e la 20, ma riesce a recuperare il kayak, taglia ora il traguardo. Buona prestazione la sua, secondo tempo di manche. Nel frattempo direi che si potrebbe prenotare Mattia per il prossimo anno. Mattia è invitato al prossimo anno il sabato pomeriggio a fare la apripista nella gara dei senior, così la domenica farà la sua gara nel settore giovanile e finalmente riusciremo a averlo come apripista. Pacciati Giacomo intanto al passaggio numero 16,
Allora Mattia, accettiamo, apri pista prossimo anno? Al sabato, ore 14 in acqua, eh? E se il papà lo sveglia? Pacciati Giacomo al traguardo ora, vediamo il suo tempo di gara, quinto tempo di gara, probabilmente buona prestazione per questo giovane canoista. Al traguardo Prelle Filippo dell'Ivrea Canoa Club, taglia il traguardo con una buona prestazione di manche, secondo tempo per lui. Ora in gara abbiamo Martin Thomas del Canoa Club Sacile, giovane atleta, da poco che si è impratichito delle tecniche di base della canoa. Grande comunque sempre il suo impegno tra le porte. Stringe l'uscita alla risalita numero 12, bene la sua manovra. Risalita a 15, vediamo la soluzione, giro completo per Thomas del Canoa Club Sacile. Nel frattempo sul percorso Giannino Guido della Canottieri Comunali Firenze. Thomas ora alla porta numero 16, risolve, sembrerebbe con buona misura anche la 17, vedremo nelle sfasate finali se riesce a controllare il kayak. Non incorre in penalità, buona la prestazione almeno in queste porte finali per Thomas, che taglia ora il traguardo. Col quinto tempo sicuramente ottima prestazione per Thomas. Nel frattempo arriva Giannini Guido alla 15 in risalita, Giannini della Canottieri Comunali Firenze. Perde un attimo del kayak, riparte, buono il passaggio alla 17 per Giannini Guido. Purtroppo in corrente gli scappa nuovamente il fianco e lo fa incorrere in una penalizzazione. Taglia il traguardo col quinto tempo di manche. Ricordo sempre che è tempo provvisorio perché mancano le penalizzazioni rilevate lungo il percorso. In acqua l'ultimo concorrente della categoria cadetti A, Perretto Edoardo dell'Ivrea Canoa Club. Edoardo Perretto dell'Ivrea Canoa Club, ora alla porta numero 16, anche lui Edoardo allo scatto finale. Taglia il traguardo con l'ottavo tempo di manche. Cambio di categoria, passiamo alle ragazze per la categoria cadette A. (44esima edizione del trofeo Città di Sacile di canoa slalom). Ieri la prima fase di gara dedicata agli junior e senior, ossia età tra i 16 e i 18 anni e over 18.
più la mattina campionato italiano paracanoa nella specialità della discesa, della velocità in fiume, e il pomeriggio la gara slalom sia paracanoa che per gli altri ragazzi. Nel frattempo la prima ragazza in gara, Franceschini Angela del Canoa Club Bologna, seguita molto da vicino da Laureti Ginevra del Canoanium Club Subiaco. Conclude la sua prova Angela con il primo tempo, essendo la prima concorrente anche il primo tempo di gara. Vedremo Laureti Ginevra del Canoanium Club Subiaco se saprà fare meglio. Passa indenne nelle porte finali, Ginevra va al traguardo, vediamo il suo tempo di gara, infatti primo tempo per lei, primo tempo di manche. Ora in gara Sella Pulige de Gloria del Canoa Club Bologna. Gloria alla porta numero 15 in risalita. Ora per Gloria il passaggio 16-17. Controlla la posizione della canoa, attende l'attimo giusto per entrare alla porta numero 17, infatti la passa senza incorrere in penalità. Controlla bene la canoa nei passaggi finali, gli scappa un attimo ma la recupera, taglia ora il traguardo con il secondo tempo di manche. Con il pettorale 106 Ceni Alessia della Canottieri Comunali Firenze. Abbiamo adesso 3 ragazze della Canottieri Comunali Firenze in gara. Sicuramente sfida accesa tra di loro. Se no Ele c'ha un'idea migliore. Riesce a sorpassare il 17, però gli scappa la 18, brava la sua manovra, riesce a recuperarla, imposta la canoa per la 20, vediamo cosa riesce a fare. La corrente la spinge di lato alla porta, decide di non farla e punta al traguardo direttamente Ceni Alessia. Quarto tempo di manche, però le penalizzazioni in cui è in corsa sicuramente la sposteranno da questa posizione. Nel frattempo Martire Domitilla della Canottieri Comunali, anche per lei grande lavoro sulla combinazione finale 16-17 per mantenere in posizione il kayak. In qualche modo supera le prime 2 porte, non riesce a prendere la porta numero 20, incorrerà una penalizzazione di salto di porta, taglia il traguardo come la sua compagna di squadra. Probabilmente la sfida tra di loro si giocherà su chi ha fatto meno penalità. Arriva intanto con il 108
Burnett Sabine, sempre della Canottieri Comunali Firenze, che conclude la gara. In fondo informo Mattia l'apripista di controllare se le sue scarpe sono a tenuta d'acqua o meno prima di immergere il piede dentro la buca. Conferma che sono impermeabili, per cui penso sia autorizzato ai genitori a stropicciare le scarpe dentro il buco. Siamo scesi di età con gli allievi B, età compresa tra i 10 e i 12 anni. Con i 110 Parronato Giacomo del Canoa Club Kayak Vastagna, che lascia spazio al concorrente più veloce, Ferrero Simone del Granda Canoa Club. Giustamente, come prescrive il regolamento, il canoista più lento deve far passare quello più veloce. Consiglio di abbracciare la mamma per pulirsi le mani, mi pare giusto, Mattia? Ecco Simone al passaggio in risalita numero 15, ottima la sua tecnica, veloce, porta eseguita ad S. Non tutti gli atleti utilizzano questa tecnica, ognuno secondo le sue capacità e preferenze. Porta 16 in risalita per lui ora. Buono il passaggio al 17 per Simone. Sicuramente potrà stabilire il primo tempo, se non altro il primo tempo di manche per la categoria allievi. Conclude la sua gara infatti al primo posto nella categoria allievi. Ottimo il suo tempo, probabilmente gli avversari dovranno impegnarsi per fare meglio di lui. Intanto Parronati Giacomo ha ripreso il suo percorso gara con somma attenzione, lo vediamo infatti probabilmente atleta giovane, non ancora con grandissima esperienza. Intanto arriva Colella Zeno del Canoa Club Milano. Non c'è, non è... Colella termina la sua gara al terzo posto. Parronato Giacomo, non lo abbiamo visto, Davide del Canoanium Club Subiaco. No, le quasi le 4 ormai. Devo dire che la Cina poi le 4, proprio in quasi come segni per fare sì, medaglie le restaurate.
Perché per far punti rivoltanti dei ragazzi in solo, perché sono qui che potrebbero già cambiare. In gara Visentini Filippo dello Sport Club Merano. Non devi mai riconoscere, stai distante perché tiro no, mi piace la storia della mia canoa ormai è storica ormai. Però lui voleva, Alessandro voleva scendere, Collella Rocco nel frattempo del Canoa Club Milano si avvia alla combinazione finale. Ricordo l'età tra i 10 e i 12 anni di questi ragazzi, molti di loro sono al primo anno nella categoria, per cui molto giovani. Ottimo il suo controllo dell'imbarcazione nelle porte finali, nonostante comunque che la stanchezza si faccia sentire. Rocco al traguardo, vediamo il suo tempo di manche, settimo tempo di manche per Rocco. Probabilmente lo rivedremo il prossimo anno, un anno di più. Ora la porta 15, Mosca Andrea, risalita, per lui rotazione completa, altri la fanno a S, entrano da un lato e escono dall'altro. Mosca Andrea, Delivrea Canoa Club. Supera indenne anche la 17, Andrea scappa un attimo il fianco, dovrà recuperare, nuovamente gli scappa il fianco, riesce a ristabilire l'equilibrio,
inverte la direzione per recuperare il passaggio numero 20. Sicuramente ha perso qualche secondo, ma considerando che una penalizzazione per salto di porta gli costerebbe 50 secondi, sicuramente è stata una buona scelta. Sono arrivati al traguardo quasi in contemporanea Mosca Andrea e Giacchino Jacopo. Giacchino Jacopo comunque ottiene la prima posizione, miglior tempo di manche. Non l'ha mai vista il traguardo. Ma perché? Prosegue la gara con Casu Matteo del Granda Canoa Club. A breve inizieremo la premiazione del campionato italiano Paracanoa, a cui seguirà anche la premiazione dei giovanissimi ragazzi del Canoa Club Sacile che hanno corso questa mattina. Matteo Casu riesce a recuperare la porta numero 19, penalità nella 20 ma non incorre un salto di porta. Matteo Casu del Granda Canoa conclude la sua gara al momento in 10ª posizione, ragazzo sicuramente molto giovane e avrà tempo per crescere, per formarsi, e lo rivedremo volentieri sulle acque del Livenza nel prossimo anno. Però, mamma mia, che grinta, bravissimo. Monelli Ethan intanto in gara del Canoa Club Verona, che conclude al nono posto, seguito da Mazzoli Michele del Canoa Club Bologna. Eccolo le ultime porte. Mazzoli Michele, Canoa Club Bologna, taglia ora il traguardo, 5ª posizione per lui. Scherstug Mikhailo della Canottieri Comunali Firenze, l'ultimo giovanissimo della categoria Allievi B, chiude la sua categoria. Taglia ora il traguardo Michailo della Canottieri Comunali Firenze con 6ª posizione nella prima manche, nella seconda manche attuale. Passiamo ora alla categoria Kayak Allieve B, età compresa tra i 10 e i 12 anni, sempre con la prima concorrente Prelle Stefania dell'Ivrea Canoa Club.
Buono il traghetto tra 16 e 17 per Stefania, anche il passaggio da 17 risolve senza penalizzazioni, vedremo sulla corrente, purtroppo la forza dell'acqua la trasporta di lato alla porta, ma riesce a invertire la direzione, recuperare la 20 senza fare penalità e andare al traguardo. Ora in acqua Brieda Sveva del Canoa Club Sacile. Conosciamo bene questa ragazza, abile tra le porte. Sicuramente buono il suo tempo per questa manche, penalità a parte. Era arrabbiata con la penalità, anche questa viaggia, no? Vedremo intanto come riferimento, lo teniamo come riferimento per il proseguo della gara delle ragazze della categoria Lieve B. Abbiamo Bagnani Diana del Canoanium Club Subiaco, alla risalita numero 15. Diana conclude, sorpassa indenne le porte finali, vediamo il tempo di gara adesso, seconda posizione per Diana, alle spalle, subito alle spalle di Brieda Sveva. Ora un'altra ottima canoista, Vailati Mila del Canoa Club Verona, anche per lei la possibilità di migliorare rispetto alla prima manche. Vedremo intanto in questa seconda manche cosa riesce a ottenere. Buono il passaggio 16-17 per lei, anche il controllo nelle porte finali, scatto finale adesso per passare il traguardo, vediamo, e infatti ottima la sua prestazione, perlomeno nella seconda manche. Primo tempo di gara nella seconda manche, vediamo un po' di agitazione al traguardo, non so cosa sia successo. Adesso sono mangiamo, però mettono il cordone addominale laterale per riuscire a fare cavolo, quello non fa più. Queste ragazze si conoscono benissimo, spesso si trovano anche in raduno al di fuori delle gare. Intanto al Vernini Sicilia del Canoanium Club Subiaco al passaggio numero 16-17, entrata un po' rotonda onde non incorrere in penalità per lei, ottima soluzione, ha spazio anche per risolvere le porte finali. Cecilia ora al traguardo, vediamo il suo tempo di manche, buona prestazione per lei, terzo tempo di manche. Particolare ma sto incastrato su. Raccomando agli atleti della paracanoa qua alle mie spalle di far meno confusione, non approfittare della povera Anna, della sua presenza. C'ha la punta troppo dentro per surfare. Cofani Mia del Granda Canoa Club alla risalita numero 12. Evita con grande cura di toccare le paline per non incorrere in penalità.
Soluzione AS della risalita numero 15 per Mia. Ora la vedremo sulla parte finale. Arriva veloce anche Figueroa Sofia del Canoanium Club Subiaco. Non fa quello che riesce a fare e non può entrare nella sua testa. Concludono la gara Mia e Sofia, Mia del Granda Canoa Club, Sofia del Canoanium Club, e già in arrivo con il 131 Giglio Daniel dell'Ivrea Canoa Club. Categoria allievi A, età compresa tra gli 8 e i 10 anni, per cui giovanissimi questi canoisti. Per loro sicuramente impegnativo il percorso su Livenza, ma vedo Daniel molto deciso tra le porte, sicuro di sé. Arriva bene al 17, stringe un po' troppo l'entrata, va a toccare, però risolve la porta senza gravi penalità. Ottimo il passaggio nelle 3 sfasate finali per Daniel. E chiude la sua seconda manche Daniel dell'Ivrea Canoa Club. Con i 132 abbiamo Beata Pietro dell'Ivrea Canoa Club, secondo concorrente della categoria allievi A. Pietro sorpassa agevolmente il passaggio numero 17, controllo sulla corrente finale, recupera la porta numero 20, buono il suo passaggio, va a tagliare il traguardo ora. E conclude così la sua gara. Con i 134 cittadini Nathan del Canoa Club Verona. Nonostante il bagno, Nathan prosegue imperterrito, giustamente, nel suo percorso di gara.
porta 16 per lui, 17, recupero nel frattempo. Aspetta, che quello prima mi ha mi pare. Bravo Fabietto, op, op. 135. No, aspetta. Ti sei del grande, sì? Ballurio Fabio con il 136, Ballurio Fabio dell'Ivrea Canoa Club va verso la combinazione finale. Oh, ma adesso è un posto meraviglioso che là davanti allo schermo. Anche aspetto che gli altri che vanno a mettere davanti la cosa della gara. Fabio al traguardo, vediamo il suo tempo, primo tempo di gara, ottima prova per Fabio. Il sindaco non arriva ancora. È il signor sindaco. Grande lavoro per Giannini Giorgio della Canottieri Comunali Firenze, gli era quasi scappato al fianco del kayak, è riuscito a recuperarlo e a rimanere in equilibrio. Io 138 questo, sì. Giovanissimo del Canoa Club Bologna, non rinuncia a fare tutte le porte nonostante le penalizzazioni.
Siamo quasi pronti intanto per iniziare le premiazioni. Intanto è arrivato il nostro sindaco Carlo Spagnol. Senti, io mi faccio prendere da questo signore qua. Aspettiamo, no? No, prima di sei arrivato il sindaco, ti aspettiamo per l'inno. Col pettorale numero 141 Evelyn sta affrontando la porta numero 15 in risalita. Intanto vediamo il C2 formato da De Santims Liam e Lombardo Luciano dello Sport Club Brescia Libera Avventura, che sta affrontando le porte dritte 14 e 15 risalita. Intanto vediamo, com'è che si dice questo nome? Evelyn. Intanto vediamo Evelyn affrontare le ultime porte del percorso gara. Fa una leggera difficoltà a fare la porta numero 20. Intanto il C2 affronta le ultime porte del percorso e va a finire la manche con 2 minuti e 14 secondi. Intanto vediamo la seconda canadese formata da Mencarelli Lorenzo e... come si dice questo nome? E Mary Amy, che stanno svolgendo la porta 4 in risalita. Intanto vediamo la... Girami la pagina. Intanto vediamo... Paval. Boom boom boom. Io faccio il portamicrofono. Dai, forza, non mollate. Bellissimi, via. Che pettorali siamo? Dimmi che pettorali siamo. A che pettorali siamo? Intanto col pettorale 144 vediamo una canadese C2 allievi B, Caus Matteo e Ricco Bene Edoardo del Granda Canoa Club affrontare le 4 porte dritte sotto il ponte e la 12 in risalita. Oh, che devo infiltrare. No, siamo questo. Oh, sta fermo? Sì, sono qua, ok. L'imbarcazione del Grande sta affrontando la porta numero 15 in risalita.
e stanno per andare alla porta numero 16 in Correntina. Non mi serve, grazie. L'imbarcazione del Grande sta finendo la loro manche con un tempo. Con un tempo di 3 minuti e 5 secondi si posizionano al primo posto della classifica ufficiosa. Intanto, come ospiti del C1 vediamo la Shin Marin Asa della Slovenia affrontare la porta numero 13 e 14. Ah, grazie. No, questa qua è femminile. Da che succede? Col pettorale numero 146. Oh, non Adesso sta affrontando la porta numero 16 in risalita e la porta numero 17 e 18 dritte, e sta andando a finire il suo percorso con il tempo numero col tempo di 2 minuti e 16 secondi. Poi vediamo col pettorale numero 147 Kozel Ziva, anche lei sempre della Slovenia, affrontare la porta numero 16 in risalita e la porta numero 17 sempre in risalita, facendo un tocco di troppo alla palina di destra, e va a finire la sua manche con un tempo di 1 minuto e 55 e si posiziona al primo posto della classifica ufficiosa. Adesso è partita del K1 ospiti lo Zair Gai, sempre della Slovenia, e sta affrontando le prime porte affronta la 4 molto bene, arrotondandola un po' per non toccarla. Vediamo alla porta numero 15. Vediamo col pettorale 148 la porta numero 16 in risalita della Correntina. Adesso Gai sta affrontando le ultime porte del percorso gara e va a chiudere la sua manche con un piccolo tocco alla porta 20 e va a finire la sua manche con 2 minuti e 37 secondi. Intanto vediamo Outsfald Evid, sempre della Slovenia, affrontare la porta numero 14 purtroppo toccandola, e va a affrontare la porta numero 15 per poi andare alla porta numero 16 in Correntina. Intanto vediamo Pallin Philippe affrontare la porta numero 7 della Correntina col pettorale 150.
Siamo pronti per la premiazione del campionato italiano di paracanoa, kayak slalom. Abbiamo qua tutti i ragazzi presenti che attendono la premiazione dopo 2 giorni di fatiche, 2 campionati italiani per i ragazzi della paracanoa, discesa sprint e slalom. Ieri discesa sprint, molti di loro hanno fatto anche poi la gara nazionale di canoa e oggi il campionato italiano di slalom. Abbiamo qua con grande piacere il nostro sindaco Carlo Spagnol e l'assessore allo sport Gottardo Alberto. Sì, tutto a posto, va bene. Possiamo intanto, come richiesto dal CONI, iniziare l'apertura della premiazione con l'Inno d'Italia che dà merito alla prova dei ragazzi della paracanoa nel loro campionato italiano. Abbiamo qui la nostra ormai tradizionale cantante Taira Del Zotto che ci delizierà col nostro inno. Fratelli d'Italia, l'Italia s'è desta, nel municipio s'è cinta la festa, dove la vittoria ne porga la chioma, che schiava di Roma, Dio la creò. Fratelli d'Italia, l'Italia s'è desta, nell'elmo di Scipio s'è cinta la festa, dove la vittoria le porga la chioma, che schiava di Roma e Dio la creò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Sì! Grazie a Taira che apre in modo degno queste premiazioni per il campionato italiano della paracanoa. Iniziamo subito, abbiamo il podio alle nostre spalle, vi ricordo. Iniziamo subito con le premiazioni. Iniziamo subito con la categoria. Intanto, prima premiazione sicuramente il nostro sindaco Carlo